70. Allora eccoci 72. qua, rientrati in studio in diretta. Manzolini. Allora, l'ipocrisia di questo Stato su questo aspetto è che una campagna andrebbe fatta direttamente nel posto dove vendi i gratta e vinci. C'è scritto con i grandi cartelli: sai che hai una probabilità su 1 milione di vincere, che quindi è certo che tu non gratterai ma perderai. Ecco, questa sarebbe la comunicazione e con questo si limiterebbe, ma lo Stato incentiva purtroppo questa cosa. Allora ci ritroviamo a giocare su degli aspetti che vedono uno Stato che è colluso, ma è colluso in tutti i sensi. Questo è uno di quegli aspetti di cui abbiamo il business, perché la prima industria è il crimine organizzato. Se andiamo a vedere dove il crimine organizzato gioca sulle entrate, sono gli appalti pubblici, dobbiamo dirlo purtroppo. Certo. E l'altra parte sono il riciclaggio di denaro, e questo è un altro di queste entrate, la prostituzione, la droga e questo. Quindi se effettivamente vogliamo cambiare registro e fare una politica seria, questo è uno degli aspetti che andrebbe comunicato con forza. In ogni punto, sai che hai una possibilità sul 1 milione di vincere, quindi hai una certezza di perdere. Poi se vuoi giocare. Allora questo dovrebbe essere leggibile sui tagliandi, però per legge è stata fatta una deroga, per cui se non ci sta tutta la dicitura, tutte le spiegazioni, c'è la possibilità di indicare dove andare a trovare ne inventano le spiegazioni, no? Come le normali leggi, il riferimento uno dietro l'altro. Certo. No, ma voglio dire, ma scusa, ma a parte i gratta e vinci, no? Cioè, e dopo lo Stato deve curare queste situazioni, oppure deve sostenere in qualche modo anche economicamente questo 1 milione di famiglie che magari perde il sostentamento. Ma è la stessa cosa, se magari allarghiamo un po' l'ottica, è la stessa cosa che succede con le sigarette, no? Cioè lo Stato spende miliardi di euro per curare o per cercare di curare i malati di cancro ai polmoni o in altri posti del corpo, e contemporaneamente si arroga di avere il monopolio della vendita delle sigarette. Io potrei concepire che uno che ha il vizio delle sigarette se le compra comunque, no? Ma lo Stato non deve essere complice, fa il palo a chi si ammala di cancro. Questa è la realtà. Chi si ammala di cancro ai polmoni, che è una malattia che deriva in gran parte dal fumo attivo e passivo delle sigarette, ha trovato nello Stato il suo, come si chiama, l'untore. È l'untore lo Stato. Ma allora, questo Stato c'è ancora una ragione che esista uno Stato siffatto e che noi possiamo accettare di vivere in uno Stato siffatto? Questa è una domanda adesso abbiamo la signora Michela che è in attesa. La settimana scorsa si era prenotata per intervenire e purtroppo non abbiamo avuto il tempo di farla parlare. Questa sera l'abbiamo ha chiamato e l'abbiamo richiamata immediatamente. Buonasera signora Michela. Buonasera, ma stasera non ci sono gli argomenti della settimana scorsa, purtroppo. Sono altri argomenti. Certo. E prendo l'occasione per dire che è inutile arrabbiarsi di tutti questi problemi e problematiche. La politica cosa la tagliamo a fare? Dovrebbe essere la politica a correggere, ma siccome la politica fa uguale burocrazia, uguale tutto quanto, non si tocca nulla, volevo dire semplicemente a Jacopo Berti, visto che è lì e che hanno portato in consiglio regionale la pedemontana, il costo lievitato del prezzo della pedemontana, i project finance inutili e quant'altro, si potrebbe fare una bellissima trasmissione con tutti i dati e portare magari esponenti del PD, magari Luca Zaia e tutto il resto, perché una pedemontana che da 1 miliardo mi lievita a 6 miliardi, mi sembra che anche con le opere secondarie per comuni e quant'altro, mi sembra la dica lunga. Dovrebbe essere una cordata multinazionale spagnola, se non sbaglio. C'era Berlusconi che aveva procreato questa cosa qualche anno fa con Galan, se non erro. Ma chiusa la parentesi, questo non è l'argomento di stasera. A me veniva spontaneo, visto che parlate di gioco d'azzardo, mi sembrava simpatico ad esempio sapere: un buon musulmano gioca d'azzardo? Un buon musulmano gioca d'azzardo, visto che un analista di borsa a Milano l'altro giorno ha detto ad esempio
che i soldi dei musulmani non vengono messi nelle nostre banche perché loro hanno altre regole ed hanno la Sharia e hanno dei fondi speciali a parte non intrisi nei nostri soldi bancari. Sarebbe interessante aprire un dibattito anche su questo. Per quanto riguarda il gioco d'azzardo, mi sembra l'ultima, come si dice, quando fanno i 1000 proroghe, l'ultimo decreto 1000 proroghe conservava dentro anche la salvaguardia del Casino campione d'Italia con decine di milioni di euro. Poi vediamo che una trasmissione nota che parla tanto di calcio, TV locale, che trasmette sia in Lombardia che in Veneto, ha dei programmi sponsorizzati dal Casino campione d'Italia. Per quanto riguarda il gioco d'azzardo, poi mi veniva in mente la Lotteria Italia, primo premio 5 milioni di euro. Ma quanti biglietti devono vendere? Perché il primo, che oltretutto è andato a Verona se non erro quest'anno, 5 milioni di euro e giù a correre. Per quanto riguarda un'altra specie di gioco d'azzardo, mi veniva spontaneo dire che anche il gioco in prima serata di Affari Tuoi Rai 1 è un gioco d'azzardo, giusto? Per cui questa è la prima risposta. La seconda risposta per quanto riguarda la Cirinna, io non dico niente sui diritti, tutti abbiamo gli stessi diritti e gli stessi doveri, però non toccate i bambini. Perché guardate, un bambino può avere affetto per due papà o due mamme finché è piccolo, però poi quando da adolescente si accorgerà di non essere affatto una famiglia composta da mamma, papà e quant'altro. Guardate, la sensibilità che ha la sottoscritta, io mi ucciderei se venissi a sapere una cosa del genere, se avessi fatto la trafila di essere con due papà o due mamme, non so se mi spiego. E pregherei semplicemente però gli omosessuali, che rispetto anche se non condivido, di cancellare i gay pride, perché i gay pride sono semplicemente ridicolarizzare loro stessi. Per quanto riguarda un'ultima veloce risposta per i minorenni che arrivano in Italia, vorrei che lo stesso atteggiamento di compassione ci fosse stato in Veneto qualche decina di anni fa, quando noi ragazzini e ragazzine venete di 14-15 anni eravamo in fabbrica al freddo d'inverno e al caldo d'estate e nessuno si preoccupava, né l'ispettorato del lavoro che arrivava e poi andavano a mangiare le fiorentine insieme ai padroni, né il sindacato né quant'altro, perché vedete, io se avessi dei figli non li lascerei assolutissimamente per nessuna ragione viaggiare da soli. Certo. Qui ci deve essere qualcosa di molto più oscuro sotto. Certo. Se qualcuno vuole darmi delle risposte, certo, grazie alla signora Michela. Adesso tra un poco inizieremo il dibattito anche riguardo il disegno di legge Cirinnà e le famiglie, parleremo del Family Day. Avvocato Soci, voleva dire qualcosa? Sì, una cosa interessante sulla questione che azzardo deriva dalla parola araba azar, quindi dado. Quindi credo che i buoni musulmani siano stati gli inventori del gioco, per cui la risposta è sicuramente sì. Mi diceva un titolare d'azienda che ha a che fare con aziende tecnologicamente avanzate coreane, che purtroppo ogni 3 anni si vede cambiare i referenti coreani, i manager che hanno in Italia, ogni 3 anni, perché in Corea del Sud ovviamente hanno un'educazione, un inserimento. Dopo, quando vengono qua in Italia, fra gioco d'azzardo, donne, alcol e star bene, mangiare bene, quindi senza regole, non sono più in grado di essere quelli di prima. Allora li riprendono, li rieducano e ne mandano degli altri. Questo è sì, può essere, anche se non è che la Corea del Sud sia proprio dove quando vengono qua si sbragano totalmente, che penso che sia la cosa peggiore dopo non so cosa negli ultimi 2000 anni, insomma, gli Ozzi Capuani ma è stato un successo planetario. Gli Ozzi di Capua, è stato un successo planetario, non c'è nessuna novità, sono gli Ozzi Capuani di Annibale che ha fatto il giro per venire
e poi è arrivato nel meridione d'Italia e si è... Sì, certo. Professor Casen, volevo farlo intervenire innanzitutto per porre l'accento su questa, questa ipocrisia dello Stato. E poi soprattutto cosa si può fare, perché è vero, come si dice, ma bisogna ridurre, bisogna fare, però di fatto per le condizioni in cui siamo, pensare di chiudere un'azienda o comunque limitarla da un punto di vista economico. Un'azienda di questo tipo, ma è funzionale tutto meno che allo Stato, perché lo Stato in tutta questa affare non ci guadagna, anzi ci perde. Qui c'è evasione fiscale. Ma evasione fiscale dell'evasione fiscale, cioè io riciclo e quindi evado 2 volte, i soldi comunque che rimangono eventualmente nella macchinetta comunque sono oggetto di evasione perché poche tasse si pagano e quando si accumulano vengono condonate. Quindi è un pianeta che però nessuno finora ha affrontato. Di tutti i vari mezzi di comunicazione che vengono utilizzati invece per incrementare questo meccanismo, fino adesso non si è mai attivato per capire cosa succede dietro le macchinette, dietro il gratta e vinci, dietro tutti questi fenomeni. E perché, per esempio, la commessa, come diceva prima Cesaro, che sta al bar, se ordini un caffè ti propone, quindi è lei che motiva eventualmente un momento di relax dove l'attenzione viene sempre abbassata perché vai al bar per rifocillarti un attimo e quindi ti propone questa cosa, quindi è la promotrice di questo fenomeno. Ma al di là di questo, perché non creiamo una campagna educativa, come dicevano prima, nelle scuole? Perché non basta soltanto parlare e dire non bisogna giocare, bisogna preparare, perché è un fenomeno ormai trasversale, preparare gli insegnanti a un mondo nuovo che sta trasformandosi, perché il gioco ce l'hai in tasca, ce l'hai con i telefonini, ce l'hai con i pad e quindi in qualsiasi momento, in un ritaglio di tempo, puoi perdere denaro e mosso poi da un'informazione che passa attraverso i media, per cui anche la televisione, dice ti regaliamo 100 euro, tu incominci a giocare, quindi sembra quasi che ti vengano incontro, no? Tanto un giocatore, per quanto giochi e per quanto abile sia, se guadagna 100 ne perderà 1000 poi prima o dopo. Quindi è un meccanismo che non è mai autosufficiente e sempre il giocatore è sempre notoriamente perdente. Allora, che cosa possiamo fare in questo senso? Io non mi arrenderei, io chiederei anche ai telespettatori che si crei una coscienza su questi discorsi. Non possiamo soltanto dire ma noi siamo fatti così, lo Stato è fatto così. Quindi differenzierei quei partiti che tacciano taluni fenomeni perché ci campano sopra e altri partiti invece che si battono affinché persone politiche o persone capaci di farlo che si battono perché questi fenomeni vengano meno. E ripeto, poi un controllo, perché la globalizzazione porta a questi fenomeni, per cui io dall'Italia posso perdere denaro e va a finire nei paesi, in Inghilterra piuttosto che in Irlanda, Islanda o cose di questo genere. Perché il denaro in effetti non c'è più, il denaro è un numero che gira all'interno di un contenitore elettronico, per cui posso guadagnare e perdere denaro senza avere nessun controllo. E questo è una delle cose che va regolamentato. Ora, il vecchio Stato che fa le regole non funziona più, perché il mondo è collegato con tutto il mondo. Quindi collegato con gli altri stati, di conseguenza cosa può fare? La Guardia di Finanza viene a casa tua, ti sequestra il telefonino o in ufficio ti sequestrano il telefonino perché stai giocando, dico un esempio banale. E quindi bisogna che ci sia, come si è creata l'unità europea, ci sia anche un regolamento europeo dove la rete non può essere a disposizione di tutti, per esempio, per offrire la possibilità di creare dei reati di questo tipo. È vero che non c'è una legge che dice questo è un reato, ma di fatto se noi creiamo
dei regolamenti, dobbiamo anche sottostare a questi e quindi ovviamente creare delle regole che consentano di controllare un fenomeno di questo genere, se no effettivamente è un disastro. Certo, Berti, voi che della rete avete fatto il vostro strumento di consultazione e quant'altro, adesso effettivamente per quanto riguarda il gioco online, che tra l'altro è in crescita, sì, anche questo, qual è Ma senza ombra di dubbio è giustissimo quanto si diceva, purtroppo questi sono soldi, seppur virtuali, ma sono soldi che escono automaticamente dalle casse italiane e vanno in questi paradisi fiscali, che quindi sia l'Irlanda piuttosto che sia Malta, piuttosto che siano tantissimi altri posti, quindi oltre che uscire fisicamente dalle tasche dei cittadini sotto forma di banconote infilate all'interno di queste macchinette o, come si parlava prima, addirittura all'interno dei telefonini, dei cellulari. No, infatti era quella la mia domanda, cioè esatto. è auspicabile una sorta di controllo, di limitazione? Allora, il controllo deve essere fatto finché non diventa un'ingerenza nella libertà, cioè uno non può, noi non arriviamo al proibizionismo, perché quelli ovviamente poi creano effetti contrari perché aprono spazi alla malavita, però nel momento in cui ci sono poche regole e chiare. Il trucco, seppur semplice, è questo: poche regole e chiare. Allora, il fatto è, tu vuoi avere, ipoteticamente, i casinò come ci sono adesso, bene, allora questi ci sono, questi li controlli, questi hanno un facile metodo di controllo da parte della cittadinanza, da parte delle polizie, da parte di tutte le persone che vanno all'interno, c'è controllo del denaro che entra e del denaro che esce, ma non puoi lasciare libero sfogo a, come vi ho detto prima, criminalità organizzata, tutto quello che è l'illecito. 88 miliardi sì, ma come giustamente veniva detto, certo, ma delle macchinette collegate. I 98 certo. miliardi della multa di cui parlavamo prima erano perché le macchinette non erano collegate. Allora non si può arrivare a dire no, basta, fine di tutto, non esiste più, perché questo è la negazione del problema, il famoso struzzo che mette la testa sotto la sabbia. Noi al contrario diciamo che fine tutto va eliminato, tutto questo sottobosco. Lo Stato non può essere lui a incentivare questa distruzione sociale, vanno contingentate, messe sotto controllo, non bisogna girarsi dall'altra parte, ma affrontare il problema e poi soprattutto andare a gestirlo in funzione di quelli che sono le ricadute sulla sanità. Certo. Certo. Sì, abbiamo la signora Antonella che è in attesa. Buonasera signora Antonella, lei da dove chiama? Buonasera a tutti, sono di Padova. Prego. Siamo come referente di Slot Mob, non so se conoscete l'iniziativa. Certo, mi pare che l'altra sera abbiate fatto una cosa ad Abano proprio, eravate voi? Sì, siamo arrivati al 116° Slot Mob. Questa è un'azione concreta con la quale si vuole cercare di individuare quei bar, esercizi commerciali che per scelta etica hanno deciso di non avere al loro interno le slot machine. E quindi noi cerchiamo di individuarli, ne abbiamo già fatti appunto più di un centinaio in tutta Italia, già da un paio d'anni. E l'altra sera siamo stati ad Abano a premiare il Caffè Martino. E quindi veramente vi ringrazio anche per creare questi momenti di discussione fondamentali su questa tematica. Dall'altra parte volevo sottolineare le azioni positive che dall'Italia, insomma da noi cittadini ci stiamo muovendo, anche se magari tante volte traspaiono solo quelle negative, ecco. Certo, c'è un movimento che si sta adoperando dunque per contrastare il fenomeno e a premiare quelle attività che decidono di non dare spazio. Per quanto riguarda i numeri, ecco, voi avete dei dati diversi da quelli che abbiamo mostrato questa sera? Avete come dire, per quanto riguarda la ludopatia ad esempio? Sì, i dati sono quelli che tutti abbiamo sotto gli occhi, quindi la situazione tragica è quella che hanno le ASL, che hanno tutti, come dire, le persone competenti nella materia sanitaria, quindi noi non ne abbiamo di diversi, anzi appoggiamo quello, però veramente da sottolineare che ci sono tantissime persone che si stanno impegnando per cercare di far emergere invece tutte quelle attività commerciali che riescono a farcela nonostante non abbiano queste macchinette, perché tutte le volte che vai nei bar ti dicono dobbiamo arrivare a fine mese per pagare il mutuo, la macchinetta ci serve,
e invece no, perché ci sono tantissime altre realtà che ce la fanno nonostante non abbiano queste macchinette, quindi è la riprova che magari mettendoci insieme con più forza però si la fa. E poi grazie anche a tanti sindaci che fanno anche molte ordinanze per agevolarli attraverso varie tasse, proprio questi esercizi commerciali che non hanno le macchinette. Certo. Come ultima cosa volevo dire che a Padova venerdì 12, quindi venerdì prossimo, presso la Sala Valeri alle 18:30 ci sarà un incontro in cui verranno vari esponenti, Marco Dotti, giornalista, Fiasco, sociologo, Simeone, un avvocato, e Dendrizzi, senatore affari costituzionali, parleranno del libro Architettura dell'azzardo, quindi ci sarà un incontro ancora su questa tematica. Benissimo, benissimo, grazie. Anche per spiegare proprio come sono fatte le macchinette, come funzionano e la logica interna che fregano insomma le persone. Ecco. Certo, benissimo, benissimo, grazie allora signora Antonella, grazie anche della sua testimonianza. E adesso è il momento, il tempo scappa via purtroppo, voleva aggiungere qualcosa il professor Case, il tempo scappa via, abbiamo la questione del Family Day e delle unioni civili, allora andiamo un attimo in pubblicità, rientriamo subito e iniziamo a parlare di matrimonio, dove sta andando il matrimonio, se c'è ancora, le unioni civili, le coppie di fatto, la stepchild adoption, insomma, a tra poco dopo la pubblicità.